Allora, abbiamo visto intanto questa premiazione molto interessante, questi libri che sono di supporto, di aiuto, di sostegno, come diceva la dottoressa, prima eravamo fuori onda, voi alla Fondazione avete tanti libri che possono essere anche un supporto ulteriore, sì, vero? Un supporto ulteriore alle persone, certo. I sopravvissuti a un suicidio sono quelli che porteranno nel cuore una sofferenza che li condizionerà per tutta la vita. Un amico che nonostante passati 5 anni lo vive ancora in stato depressivo, cosa può fare, professore? Può farsi aiutare intanto, può farsi aiutare anche da una persona tecnica, competente. Dopo 5 anni bisogna forse farsi aiutare? Beh, insomma, no? evidentemente ci sono delle mancanze, dei buchi, delle perdite che non sono state in nessun modo riempite o rimpiazzate, per cui è opportuno che si trovi in qualche modo una via per ricostruire quella perdita, quella mancanza, e questo generalmente va fatto con l'aiuto di una persona che ha competenze. Perdita, mancanza, vuoti, parliamo di solitudine, una solitudine non quella cercata, positiva, costruttiva, di cui tanti avevamo bisogno in certi momenti, ma una solitudine che porta anche ad ammalarsi, ad abbassare le difese immunitarie, parliamo anche di attività del nostro corpo che si modificano, una solitudine che può essere quella dell'anziano, che lei si è soffermato più volte, ma solitudine un po' in generale. Lei tanti anni fa, qualche anno fa, nel 2021, ha editato anche un libro molto interessante su questo tema della solitudine, quindi l'ha studiato a fondo. Ricorre a metà novembre, mese particolare dal punto di vista sotto vari aspetti, proprio la giornata nazionale della solitudine. Voi avete organizzato un evento. Noi ogni anno, come Associazione Italiana di Psicogeriatria. L'Associazione Italiana di Psicogeriatria ogni anno organizza un evento a Padova, che è la città che ha visto proprio la creazione della Carta di Padova, che è un decalogo per stimolare l'interesse verso questa epidemia sociale che si chiama appunto solitudine. Che non è solo italiana, ma ormai è mondiale, perché attraversa... No, non esiste ancora, ci stiamo lavorando, occorrerà un po' di tempo, però l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in novembre dello scorso anno ha creato per la prima volta una commissione interministeriale per la lotta alla solitudine. Quindi se uno capisce che la solitudine ti accorcia di un quarto la vita, che nel 50% dei casi aumenta il rischio di demenza, che aumenta del 30% i casi di disturbi cardiovascolari severi, di diabete, di molte altre cose, insomma, vuol dire che è un problema importante. Ecco, diciamo che la scoperta di queste sue ricadute fisiche è piuttosto recente, no? Prima si pensava solo all'aspetto psichico, quindi alla depressione, ai disturbi emozionali, al senso di isolamento. Adesso c'è invece questa parte fisica importante. Quindi l'Associazione Italiana di Psicogeriatria ha deciso di darsi una carta, appunto un decalogo, e di istituire una giornata di lotta nazionale che ricorre il 15 novembre. È un'iniziativa, a mio avviso, importante, perché adesso in vari centri, non solo a Padova, si celebra in qualche modo questa necessità della lotta alla solitudine, però a Padova si tiene e si continua a tenere il congresso nazionale. Quest'anno sarà in comune nella sala anziani, non per caso, e vedrà i maggiori esponenti italiani di questa area, i più esperti. È un convegno aperto a tutti, quindi a riempimento sala, insomma, la gente può partecipare e può sentire quali sono le situazioni che potrebbero essere evitate, quali migliorate e nel caso quali interventi si suggeriscono. Però è un'area che ancora ha bisogno di tantissima ricerca, perché i suggerimenti sono tanti, ma le prove di efficacia reale sono ancora modestissime, quindi non è che basta mettere assieme un'altra persona alla persona sola, questo è banalizzare il problema. Dobbiamo
essere un pochino più sofisticati di questo e certamente cercare con una ricerca valida di trovare degli interventi che siano sostenibili e che abbiano efficacia. Quindi l'appuntamento è il 15 novembre a Padova, quindi a Padova, in comune. La perdita di un caro per suicidio è inaspettata, violenta e traumatica e lascia le persone che conoscevano il suicida con la convinzione che qualcosa poteva essere fatto per evitarlo. E qui entra in gioco la responsabilità, quindi sentirsi responsabile e quindi anche un senso di angoscia che permane, un rimorso magari, è la cosa peggiore. E colpa, e sentimenti di colpa, cioè sentimenti di colpa che poi accompagnano le persone anche per tutta la vita. Se si fosse dato credito alla persona che diceva che avrebbe voluto farla finita, se si fosse ascoltata la persona che diceva di aver bisogno di aiuto, se si fosse curata bene la persona nel caso avesse bisogno di una terapia di disturbi mentali, insomma di tante situazioni che potrebbero richiedere un intervento e non l'hanno ottenuto, e quindi la persona che è congiunta in qualche modo a questa persona continua ad arrovellarsi in questi dubbi, in questi perché, come si poteva intervenire. C'è anche il mito, no, molto diffuso purtroppo, che le persone che parlano di suicidio poi non lo faranno mai, non c'è niente di più falso di questo. Infatti, ma adesso c'è anche questo problema che da un lato si tendono a dire i media devono parlarne meno proprio per il discorso dell'emulazione, dall'altro purtroppo una fascia molto giovane, fatti recentissimi, che si sente sola, e qui torno al tema della solitudine anche dei giovani, molto sola, a volte bullizzati e quindi ancora più isolati dal contesto di riferimento, che poi si toglie la vita. E questo è gravissimo, quindi c'è il rimorso della famiglia di non aver capito per tempo, di non aver codificato dei certi segnali, di non essersi entrata a fondo nella problematica, e dall'altro come aiutare anche la solitudine dei giovani, che è un'altra questione di non poco conto. Sì, no, è un problema gravissimo perché è cambiata la struttura della società, internet ha portato una rivoluzione nei costumi, nei modi di intendere la vita di cui non avevamo precedente, e ci troviamo abbastanza sguarniti nelle nostre fantasie di riparazione. Adesso gli smartphone sono una condanna, i governi stanno prendendo iniziative per limitarne l'uso, per limitare l'accesso ai social, per stabilire fasce d'età. Per carità, tutto giusto, un po' tardivo devo dire, perché ci si è accorti molto tardi di queste cose, e ancora una volta molti interessi si sono incrociati nel continuare, no, a nutrire queste generazioni di immagini, di commercial, di cose che distraggono, di viaggi, vacanze, bei corpi, belle immagini, che ti allontanano dalla realtà, tanti soldi, eccetera, eccetera, però poi nella sostanza le persone si ritrovano sole, tagliate fuori, l'amico conta di meno, quello fisico contano i follower, e i followers chi li conosce? Li conosci tutti, ma neanche per sogno, e quindi dove si va a finire? Assolutamente, siamo in chiusura, abbiamo i segnali, solo una cosa, coniugando delle domande che c'erano pervenute, quando la solitudine diventa patologia, proprio quando cioè rivolgersi anche a uno psichiatra che cura certi aspetti, non al semplice psicologo. Ne abbiamo tanti che purtroppo dicono sono stato dallo psicologo per anni, non ho risolto nessun problema, non trovo soluzioni, forse cura farmacologica mi può aiutare. È così oppure ci deve essere una patologia degenerativa? Io credo che per un ragazzo o per una ragazza che cresce in una famiglia il segnale e la preoccupazione più importante deve essere la mancanza di comunicazione. La gente deve comunicare, e deve comunicare soprattutto tra genitori e figli. Ci deve essere una comunicazione
attiva, reale, vera, partecipata, che va stimolata e che va ricercata, ma davvero in un modo molto pressante se dovesse mancare. Non si può accettare che uno si chiuda in una stanza, che non abbia contatti, che non mangi neanche assieme. Non si può accettare, lei ha detto una cosa molto importante su questo. No, e quindi queste cose vanno veramente viste prima che si giunga allo psicologo, allo psichiatra, eccetera. La comunicazione è fondamentale, tu devi sapere chi sono, che cosa mi passa per la testa e che cosa mi posso aspettare. E quindi è una da te. responsabilità dei genitori, della famiglia, insomma, in senso lato. Prima di tutto. Sì. Prima di tutto. Allora, siamo giunti al termine. Io ringrazio la dottoressa Cristina Trevisan di essere stati qui con noi, dottor Diego De Leo, tra l'altro presidente anche non solo di De Leo Found ovviamente, ma dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Ricordo il 15 novembre che è la giornata nazionale sulla solitudine. A Padova c'è questo convegno molto interessante, può far fare delle riflessioni e comunque ne parleremo ancora. Secondo me vale la pena affrontare diversi capitoli insieme, perché purtroppo è una patologia, come lei l'ha definita in un suo libro, è una patologia che potrebbe essere degenerativa, multiorgano tra l'altro, diciamo così per semplificare. Cari telespettatori, grazie, rivedete la puntata su YouTube, rivedetela anche sul web e poi come sempre scriveteci, ma c'è anche la De Leo Found che può darvi una mano se avete bisogno.